composta da persone provenienti da percorsi diversi ma accomunate dal rifiuto del sistema moderno. Esattamente, in quanto noi riteniamo che la società in cui viviamo, per varie motivazioni che adesso non stiamo qui a indagare, sviluppa un meccanismo per cui le persone assorbono delle verità, come dicevo, che non sono reali. Facciamo un esempio. Moltissime persone, quasi tutte, pensano per esempio che il Medioevo fosse un periodo oscuro. Chiunque oggi, se volesse un attimino documentarsi, scoprirebbe che invece è dove si sono create le università, dove si è sviluppato l'ospedale, dove si è inventata praticamente la scienza, che poi sarebbe diventata nel Seicento la scienza moderna. Quindi proprio il contrario di quello che è il periodo oscurantista che viene definito dal sistema progressista, che è nato invece con la Rivoluzione francese, con Comte e tutto il mondo positivo e scientista. Quindi noi siamo questo, cioè cerchiamo di far comprendere che molte cose che leggiamo sui libri di storia ufficiali dei nostri licei in realtà sono vere e proprio stupidate. Ecco, tornando su un concetto, riusciamo a svilupparne forse solo uno prima delle 5, e secondo me interessante è questo. Prima di tutto si genera l'emergenza, tornando all'omofobia, quindi casi di cronaca, si è suicidato perché gay, picchiato perché gay, eccetera, eccetera. Si crea quindi un'attenzione generale a un fenomeno preciso, l'omofobia, e diventa emergenza, e quindi la legge addirittura con procedura d'urgenza. Poi non si fa notare due cose principalmente. La prima è che si parla ad esempio di omofobia, di islamofobia, di tutte le fobie del mondo, quando invece non c'è un discorso di fobia, c'è discorso di contraddizioni di sistema, che casomai sono un problema, non sono una fobia. Sono due punti di vista, per vederla in modo molto neutro, di vedere il mondo. Non è che un punto di vista è giusto e l'altro deve finire in galera, oppure l'altro è un sistema di pensiero fobico. Non c'è nessuna paura, almeno io e Villa non abbiamo nessuna paura, e tanti a casa non hanno nessuna paura, né degli omosessuali, anzi, né degli immigrati, né di tutte queste cose. C'è una contraddizione di sistema che va sviluppata, però viene sempre ridotta allo schema fobia. E poi, e ti lascio rispondere anche con questa aggiunta, sempre omosessuali oppure gli immigrati, ad esempio, altre piaghe sociali, secondo me più importanti che ci sono, come discriminazione e gente che davvero si suicida perché a scuola viene presa in giro perché è grassa, non li guarda nessuno. Non ne parla nessuno. Quelli che sono complessati perché sono brutti, non c'è il reato di bruttofobia. No. Quelli che sono sfigati, che non sono sfigati ma che vengono etichettati come sfigati a scuola, i nerd, oppure lo sfigato classico, che sostanzialmente la definizione di sfigato è quello che è diverso per 1000 ragioni e quindi non è adattabile allo schema di comportamento dell'intera classe, per rimanere in una scuola delle superiori. Non c'è una legge sulla sfigatofobia. Eppure io penso che ci siano molti più grassi complessati, molti più brutti complessati, e molti più sfigati complessati, e che si sentono oppressi dalla società, rispetto agli omosessuali, che sono ormai una categoria ampiamente sdoganata nell'immaginario pubblico, non trovi? Allora, intanto sono fin troppo sdoganati, vorrei dire, e poi spiego il perché. Vorrei ricordare che prima, ascoltando quello che diceva Scalfarotto, che forse la sua visione, come dire, etica, sarebbe un attimino da mettere in confronto con quanto dice Luca di Tolve, che è il famoso ex gay, che fa tanto paura agli omosessuali perché lui rivela cosa vuol dire essere gay. Quindi proprio per questo motivo invito proprio a seguire quanto ha scritto e cosa racconta Luca di Tolve sull'essere gay e che cosa vuol dire essere gay. Detto questo, vorrei fare presente, proprio in riferimento a quanto avete detto prima, no? sulla questione della fobia, no? Noi ricordiamo che normalmente una delle accuse che viene attivata
contro chi fa notare questo, che non è che se uno propone un'idea deve essere in assoluto giusta, e molte volte cosa ci viene accusati a noi che ci opponiamo? Che noi non saremmo civili. Quante volte avete sentito che non siete civili, la civiltà è un'altra cosa? Beh, in questo caso io avrei da dire forse la loro civiltà è un'altra cosa, la mia civiltà invece è fatta di tradizioni, di cultura, e quindi quando io parlo di matrimonio voglio parlare di donna e di uomo, perché matrimonio significa donna che genera un figlio, e proprio perché esiste il matrimonio quel figlio non può essere un bastardo, perché è sotto la legalità del matrimonio. Questo ovviamente non può esistere in un rapporto omosessuale, è una questione proprio logica, no? Però la disfunzione della terminologia è quella che viene applicata per far passare cosa? Dei concetti che sono tremendi e sono sotto un aspetto specifico, e qui rispondo alla vostra domanda. Perché si agisce sulla questione della omofobia? Per il semplice fatto che l'omofobia è praticamente un passaggio per arrivare a una visione molto più complessa, dove rientra anche tutta la questione del femminicidio, dove rientra anche tutta la questione dell'addizione dei bambini gay, dei matrimoni gay, che è l'ideologia gender, che è veramente il pericolo a cui noi stiamo andando incontro. Ecco, proprio di questo pericolo noi parleremo nella seconda parte della trasmissione, dopo il giornale radio che sarà tra pochissimi minuti, tra un paio di minuti. Intanto volevo fare un'ultima riflessione preliminare, prendendo proprio spunto di quello che hai detto tu. Tu hai detto, insomma, la civiltà deve ancorarsi a una tradizione. Va bene, noi ovviamente da Radio Padania siamo d'accordo, ma ammetto che da casa l'ancorarsi a una tradizione magari qualcuno storca un po' il naso. Però sulle parole, sulla manipolazione delle parole, è importante quel ragionamento che è stato fatto, nel senso che matrimonio vuol dire madre e che quindi genera, ma anche quando tu togli dai moduli la famosa polemica genitore 1, genitore e metti 2. la parola genitore, genitore non serve essere un filologo per sapere che è colui che genera. E questo il padre nello specifico. Esatto. Questo infatti, ma questi sono due esempi, ma ce ne sono tantissimi per cui nella nostra società la terminologia è usata per dire altre cose. Facciamo un esempio: la base su cui si sviluppa il principio dei diritti degli omosessuali, no? Si basa proprio su questa parola, diritti, no? Allora, ma i diritti delle persone, io lo specifico, normali, dove sarebbero? Cioè, io che voglio normalmente sposarmi con una donna lo posso fare perché abbiamo spiegato qual è la motivazione. Il loro non è un diritto, perché non è una normalità. Ecco, poi sul discorso del diritti la guarderemo meglio nella seconda parte della trasmissione, partendo ovviamente dall'ideologia gender e trattando anche in dialettica con il nostro amico sociologo anche questa parte, che sicuramente è interessante, quantomeno perché la potete sentire solo da questo microfono, quell'opinione che ha appena detto. E quindi per chi odia la legge Mancino, ogni opinione, soprattutto quelle che non hanno cittadinanza nel pensiero unico, è assolutamente gradita. Però adesso dobbiamo fare un salterello nell'attualità sentendo le notizie del giornale radio. Rimanete con noi, torniamo subito. Non cambiate canale, mai, in nessun caso. Quando vuoi regalarti un esclusivo momento di piacere
Torniamo in onda. Eccoci qua. Ricordiamo un paio di cose